Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Quanto si fidano i calabresi della sanità regionale? A quanto pare poco, perché in Italia sono i pazienti che si rivolgono maggiormente a medici e strutture di altre regioni. Il saldo della mobilità passiva del 2014 è davvero impietoso e pesa in termini fiscali su tutti i cittadini. La situazione sta migliorando e in quanto a mobilità attiva, ossia la capacità di attrarre pazienti da altri territori, come è messa la nostra regione? Scopriamolo nel prossimo servizio. Sono i calabresi, i pazienti più infedeli, quelli che decidono di affidare la propria salute a medici che operano in strutture di altre regioni. Si chiama mobilità sanitaria e fa riferimento alle implicazioni economiche del diritto del cittadino ad ottenere cure a carico del proprio sistema sanitario, anche in un luogo diverso da quello di residenza o di affiliazione. Ai viaggi dei cittadini segue dunque un flusso di fondi che la Regione eroga agli enti che forniscono la prestazione sanitaria. Su base nazionale la somma spesa per la mobilità passiva è di 1.399 milioni. Una cifra enorme che è suddivisa soltanto tra 12 regioni e una provincia autonoma, quella di Trento, perché esistono diverse regioni virtuose nelle quali i cittadini non avvertono l'esigenza di spostarsi perché, evidentemente, tempi di attesa e qualità dei servizi sono quantomeno soddisfacenti. Per l'anno 2014 la Calabria ha rimborsato per prestazioni sanitarie erogate ai propri cittadini in altre regioni ben 251 milioni di euro. Solo alla Campania è andata peggio, 270 milioni, ma con una popolazione quasi tripla. La Lombardia, così come il Molise, l'Emilia-Romagna, la Toscana, l'Umbria, il Veneto, il Friuli e la provincia di Bolzano non hanno pagato un euro. La spesa calabrese, suddivisa tra gli abitanti, ammonta a 128 euro per ogni cittadino ed è la più alta in Italia. Vabbè, è nel 2014, si sa che la Calabria è impegnata in un piano di risanamento che dovrebbe, oltre che tagliare la spesa, portare a migliorare i livelli dell'offerta sanitaria per i propri cittadini, convincendoli a curarsi nelle strutture del nostro territorio. Sarà, ma il dato dell'anno successivo, il 2015, non è affatto migliorato, anzi, la Calabria ha speso di più, ben 298 milioni, non servono commenti. Meglio passare all'altro argomento che certifica un altro primato negativo, analizzando la mobilità attiva, ossia la capacità di attrarre pazienti dalle altre regioni. Si scopre che il saldo della Calabria è uguale a zero, mentre c'è chi con la salute in tasca tanti quattrini. La Lombardia, ad esempio, 533 milioni, soldi sicuramente anche calabresi, così come sono molto probabilmente calabresi parte di quei 25 milioni racimolati da Basilicata, regione limitrofa, dove i nostri pazienti sconfinano per ottenere una prestazione sanitaria che ritengono migliore di quella offerta nei nostri ospedali.